Amici di Wisport, un cordiale saluto e bentrovati al Comunale di Brancaleone, prima giornata nel campionato di eccellenza calabrese. Il Brancaleone ospita la Reggio Ravagnese, il confronto tra la formazione di mister Criago e quella di mister Barilla. Reggio Ravagnese con Currà tra i pali, La Villa, Foti, Cordova e Falzia in difesa, a centrocampo Verducci, Mangiola e Buda. In avanti Cappelletti, Beceiro e Puntoriere. Arbitra la partita il signor Balbo, sezione di Catanzaro. Iniziamo col film del primo tempo. La punizione di Borrello viene sporcata, arriva a Nocera, calcia mandando in bocca a Currò. Minuto 15, Puntoriere mette in aria per Cappelletti, conclusione improvvisa con il destro, il pallone si schianta sul palo, molto defilato il calciatore della Reggio Ravagnese, che però va molto vicino al gol. Al minuto 16 rimessa laterale lunga da un galletta all'altro, Daniele per Giovanni che va in rovesciata ed è il gol dell'1-0, passa in vantaggio il Brancaleone. Siamo praticamente al quarto d'ora di gioco, gran firma quella di Giovanni Galletta con l'acrobazia che vale il +1. Minuto 20, la reazione della Reggio Ravagnese con Buda che cerca il tentativo su Capitan Cordova, pallone alto oltre la traversa. Minuto 36, Beceiro in azione personale, salta un paio di avversari, prova a mettere dentro la sfera che viene deviata dalla mano di Morabito, ma secondo il direttore di gara si può proseguire. Si lamenta la Reggio Ravagnese, finisce il primo tempo, il risultato dice Brancaleone 1, Reggio Ravagnese 0. Decide il gran gol di Giovanni Galletta. Partiamo col film della ripresa, 46esimo, Mangiola recupera palla, mette dentro il cross, arriva Beceiro che fa di testa 1-1. La Reggio Ravagnese rientra in partita. Rivediamo la grandissima elevazione del numero 9 in maglia amaranto, tutto riequilibrato al Comunale di Brancaleone. Al minuto 47 ancora Beceiro mette dentro su Falzia, calcia ma c'è la respinta di Laganà. Reggio Ravagnese che cresce alla distanza. Al 61esimo però Borrello su punizione impegna un Currà attento e spettacolare nel metterla in calcio d'angolo. Si resta sul parziale di 1-1 quando al 65esimo mister Barilla chiede energie nuove a Franzò al posto di Falzia. 89esimo tocca a Mescar per Puntoriere, non c'è più tempo al Comunale di Brancaleone, inizia con un pareggio il cammino della Reggio Ravagnese che pareggia sul campo del Brancaleone in rimonta. Amici di Wisport, un cordiale saluto, come sempre, alla prossima.